200 aziende hanno partecipato al concorso indetto da Confartigianato Nazionale per selezionare i 26 prodotti che avrebbero rappresentato qui all'Expo per una settimana il saper fare artigiano insieme alla cultura e alla tecnologia. Queste aziende sono state insignite del premio dalle dirette mani del presidente Giorgio Merletti. Claudio Faloppa, titolare della omonima azienda del legno di Belluno. Voi avete partecipato con due oggetti molto originali che fanno parte di un progetto molto più articolato che ha visto collaborare aziende del legno della montagna con dei design. Ci racconti un attimo la storia? Praticamente c'è stato un concorso a Cortina Cullami 2 anni fa, dove è stato un concorso aperto ai design, allargato a tutta Europa, dove appunto hanno fatto questo concorso. Sono rimaste 8 ditte, 8 design con 8 disegni, i quali sono stati poi abbinati a 8 artigiani di Cortina, consorziati con Consorzio Cortina Turismo. E da questo sono nate poi le culle, 8 design, 8 culle, 8 artigiani. Abbiamo collaborato insieme, abbiamo visto insieme i disegni. Questo da settembre, presentate le culle l'8 di dicembre a Cortina, ed sono un paio d'anni che girano le culle, perché abbiamo fatto anche il Salone del Mobile di Milano, e siamo arrivati poi tramite Cortina Turismo anche a Expo come iscritti a Confartigianato Italia. È stata una bella esperienza, e anche perché sono una bella finestra. Che sensazione le dà aver vinto un premio prestigioso con un prodotto antichissimo, fatto di legno e utilizzando materiali poveri come il cotone, per esempio? È un po' un ritorno alle origini, però con quel tocco originale che possono dare chi disegna in maniera nuova? Sicuramente è un ritorno alle origini, poi anche il legno stesso è un legno di recupero, quindi abbiamo recuperato i materiali, abbiamo fatto un prodotto alle origini che poi seguirà la crescita del bambino, perché da culla poi diventano 2 poltroncine, quindi andrà avanti e seguirà la crescita del bambino fino alla normale, insomma, vita, non finisce come culla. Porterà avanti insieme al bambino, crescerà insieme al bambino, per poi anche, perché no, anche un adulto, insomma, ci può sedersi e dondolarsi su queste poltroncine una volta finito il discorso culla. Molto bello, utile, e poi ci si fa conoscere non solo a Cortina o a Belluno, ma adesso anche a Milano, insomma, o addirittura nel mondo con Expo.